Sono stato invitato dai ragazzi di Precious Plastic Verona per conoscere da vicino la loro realtà e provare a creare qualcosa insieme. Non avevo idea di quanto fosse figo il mondo del riciclo fatto bene, quello pratico, che puoi toccare con mano, e loro qui lo fanno davvero. Precious Plastic è un movimento globale nato nel 2013 che promuove il riciclo locale della plastica attraverso macchine open source e processi accessibili a chiunque. L'obiettivo è ridurre gli sprechi, trasformare i rifiuti in materia prima e dare alla comunità gli strumenti per creare oggetti nuovi utilizzando ciò che normalmente finirebbe in discarica. Il processo è sorprendentemente semplice e incredibilmente appagante. Si parte da tappi di plastica comunissimi, vengono raccolti, selezionati e poi inseriti nello shredder, un trituratore che li riduce in piccoli fiocchi colorati. Da lì si passa alla fase più interessante, la pressa a iniezione. Funziona un po' come una stampante 3D, ma con molta più forza. La plastica viene scaldata all'interno di una camera e estrusa attraverso un nozzle e quando raggiunge la temperatura perfetta si inserisce la stampa in una mold fatta in alluminio o in acciaio. Poi si inietta la plastica fusa al suo interno. Dopo qualche istante si apre lo stampo e davanti a te compare il prodotto finito. Un processo semplice, pulito, quasi magico e soprattutto perfetto per prototipare oggetti unici, personalizzati e sostenibili. Passare qualche ora con loro è stato davvero ispirante, ti fa capire quanto potenziale c'è nel dare nuova vita a un materiale che consideriamo scarto, ma che in realtà può essere una risorsa. E tu conoscevi Precious Plastic? Fammi sapere nei commenti quale progetto dovrei provare a realizzare la prossima volta.